Amici del futsal, ben ritrovati dal Pala Maggiore di Leni. L84 Torino contro CDM Futsal, due squadre che vivono dei momenti diciamo negativi. La CDM non vince da 6 giornate, almeno nelle ultime 5 non ha fatto neanche un punto. Andamento molto complicato per la formazione di Campoligure. L'ultima volta che ha incamerato punti in classifica risale addirittura a 2 mesi fa, tondi lo scorso 10 gennaio nello 0-0 in casa della Pirossigeno Cosenza. La CDM è reduce da 28 gol subiti, soltanto 9 gol fatti, fanalino di coda della Serie A, quinto regular season 25-26. Dall'altro lato l'L84 Torino, che non sta vivendo un gran momento dal punto di vista della forma. Clamorosa l'eliminazione in Coppa della Divisione contro la formazione del Cornedo di Serie A2, che è avanzata fino alla semifinale, dove affronterà l'Active Network, che ha perso nella gara delle 18 contro l'Ecocity Genzano. E insomma gli ultimi risultati dell'84 hanno fatto sì che la squadra allenata da Diego Rios, seppur con una gara in meno, abbia accumulato un ritardo di 8 punti nei confronti della Meta Catania, bicampioni d'Italia, che questa sera è impegnata a Eboli contro la Feldi. Questo ovviamente è una sorta di testacoda tra L84 e CDM Futsal, con la squadra piemontese chiamata a incamerare 3 punti fondamentali, anche perché prima o poi arriverà il turno di riposo della Meta Catania, e questo dovrà dare eventualmente agli uomini di Diego Rios la possibilità di accorciare ulteriormente in classifica. Andiamo a vedere le formazioni con i 12 a disposizione dei due allenatori, scelte pressoché obbligate soprattutto in casa CDM Futsal, con Ugo De Jesus che porta in distinta i portieri Politano e Di Tommaso, poi Datri, Ortisi, Spadafora, Murilo Ferreira, che oggi compie 37 anni, Joad Butabusi, Mix Babris, insieme a loro anche Adam Pulos, il lettone Baklanov, Jacopo Ugas e Guga. In casa L84 Torino sono da registrare le assenze di Liberti per squalifica, di Cuzzolino per infortunio, Tribuna per Caiche Rodriguez. I portieri sono Victor Lopez e Gattarelli, e gli uomini a disposizione di movimento di Diego Rios sono Rescia, Tuli, Fortini, Lucas Siqueira, Cosico, Lugero Lopez, Giulio de Oliveira, Van der Salas, Murilo Schiocchet e Mattia Raguso. Dirigono l'incontro i due arbitri selezionati da Angelo Galante, ovvero Marco Moro di Latina e Daniele Filannino di Iesi. Gioacchino Lattanzio di Collegno invece sarà il cronometrista. Io vi ricordo, in attesa ovviamente che parta L84 CDM Futsal, di iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio 5, di mettere like a tutti i video, a tutti gli highlights, e di condividere con i vostri amici appassionati e non di questo sport i nostri contenuti, per far sì che il canale cresca sempre di più. Io vi ricordo anche che giovedì a partire da mezzogiorno, in diretta live sempre qui sul canale YouTube della Divisione Calcio 5, ci saranno i sorteggi della Coppa Italia, con tutte le categorie dall'Under 19 fino alla Serie A, che saranno sorteggiate da Ancona. Dunque anche ovviamente si capirà chi sarà l'avversario nei quarti di finale della L84, che si presenta almeno in quell'urna nel pot numero 1, essendo stato campione d'inverno la squadra neroverde, che insieme alla Meta Catania saranno splittate così nel tabellone, una da una parte e una dall'altra. Poi ovviamente ci sarà tutta la definizione delle altre due teste di serie tra Sporting Sala Consilina e FLD Eboli, e poi sorteggio integrale per le altre 4 squadre partecipanti alla Coppa nell'urna, ovvero il Napoli, l'Ecocity Genzano, la Sandro Abate e la Roma, che andranno a completare così il quadro delle squadre che andranno così a formare gli accoppiamenti della Coppa Italia 2025-2026, che arriverà alla sua edizione numero 40. L'84 che nell'ultimo turno, quello di venerdì sera, al Pala Cesaroni di Genzano, ha pareggiato per 3-3 contro l'Ecocity, che come detto ha battuto l'Active Network nell'anticipo delle 18. La CDM Futsal invece ha perso in casa a Campoligure contro la Cane Treviso, in quella che è la 6ª sconfitta consecutiva per gli uomini di Ugo De Jesus all'andata.
Invece, partita che avevamo trasmesso non solo qui sul canale YouTube della divisione, ma anche su Sky Sport, uno scoppiettante 3-3, era la settima giornata a Campo Ligure con la CDM trascinata dal suo uomo simbolo, ovvero Andrea Ortisi, eccolo qui inquadrato, il capitano dei Liguri, autore di 2 gol e mezzo, perché fece l'autogol con cui andò avanti la L84, poi la doppietta con anche un Eurogol di destro, che è tutto dire, per un mancino puro. Per l'84 arrivarono poi i gol di Ton, che dopo quella partita volò in Brasile, lasciando così in 13 l'84, che poi è intervenuta ampiamente sul mercato con gli inserimenti di Giulio Oliveira e Lugero Lopez, e il gol di Braga, che ovviamente nel corso della girandola dei pivot di inizio cioè del mercato è tornato invece alla Feldi Eboli. Tutto pronto al pala maggiore di Leni, sarà la L84 a muovere il primo pallone da sinistra verso destra rispetto al vostro punto di osservazione. Praticamente tutto pronto sul parquet piemontese. Sarà l'L84 dunque in maglia giallo-blu a richiamare i colori storici nel logo di Torino, a muovere il primo pallone. Benvenuti, ben ritrovati, buon divertimento con l'84 CDM Futsal. Allora Victor Lopez sale subito lui con Josico che prova a sgasare, pallone che arriva direttamente tra le braccia di Leopolitano, che va al rilancio lungo. CDM che è in fase di preparazione della partita, a quanto pare potrebbe andare a prendere subito alta la L84, situazione che la squadra di Diego Rios ha dimostrato di saper gestire molto bene. Intanto infatti Josico che va dritto fino in fondo, la prima occasione targata L84 con il suo capitano, che ha sgasato in mezzo alla linea libera del campo. Rimessa laterale per la L84 con Suleiman Tuli sul punto di battuta, giocata nuovamente larga proprio su Josico, lo aspetta il diretto avversario. Tuli sterza con la classica giocata, si riporta proprio sul mancino destro da fuori, pallone che viene allontanato dalla CDM, prova a passare Guga. Baklanov riallarga il gioco, il numero 18 Lettone, poi Ortisi è venuto a legare il gioco. Guga ancora sulla traccia interna, alimentato ancora l'azione della CDM da Baklanov, pressato da Van der Salas. Politano alza lui il pallone verso Victor Lopez, prova a dargli fastidio Ortisi. Muretto di Josico che riconquista nuovamente il possesso. Tuli cerca di mettersi lui in posizione di pivot, Baklanov a dirgli di no, da lì per ora non si passa. E allora nuovo coinvolgimento di Victor Lopez in quella che è ormai diventata una situazione sistematica dell'L84, ovvero l'incorporazione iniziale del portiere. Prova a portare blocco Tuli su Josico, lo aspetta Baklanov, lato lato su Maxi Rescia, che va ancora da Tuli, che prova a passare, trattenuto, pallone che taglia tutta l'area di rigore. Non ci sono maglie giallo-blu e allora rimessa laterale in favore della CDM. Gestisce il pallone la squadra ligure, non produce effetti in questa sortita offensiva. E allora Tuli si rimette in ritmo, Suleiman Tuli salta, Baklanov arriva, la diagonale è lunga, mettere il pallone fuori con l'ultimo tocco che è stato proprio di Tuli secondo gli arbitri. Allora rimessa in favore di Leonardo Politano, che recapita però nuovamente il pallone tra le mani di Victor Lopez. Salas, uno sguardo a mappare la situazione, poi Josico. Tuli dai e vai con la palla alta, Tuli riesce a fare la foca, resiste anche al ritorno di Baklanov, poi Babris a dargli fastidio solo per un momento. Victor Lopez si avventura ancora lui in proiezione offensiva, carica il destro, la palla che arriva nella zona di Politano che allontana, poi la sfera dalla zona calda. La CDM è l'84 che sa benissimo come non possa perdere punti in una partita sostanzialmente segnata dal pronostico.
Murillo Schiocchet dentro lui, lo aspetta Guga. 1 contro 1 di Murillo Schiocchet, poi prova a imbucare nella zona di Van der Salas che spezza in qualche modo il raddoppio, fa fatica la CDM a uscire palla al piede, allora riesce ad alimentare nuovamente l'azione offensiva dell'L84. Cosico 1 contro 1 contro Babris, spara con il sinistro, c'è deviazione, allora angolo per la L84 Torino. Cosico imbucata dentro verso il tentativo volante di Rescia, c'è stata deviazione, si ricompone, anzi no, possesso per la CDM. Ortisi avanza la formazione di Hugo De Jesus, che però al secondo passaggio sbaglia la misura. Allora Murillo Schiocchet può rimettere in gioco il pallone. Eccolo qui, ancora Murillo. Cercata l'imbucata dentro, fermata, e allora riparte la CDM con Butabusi. Dai e vai, presa la linea a Murillo Schiocchet, che poi rimonta, spallata legale a disinnescare quello che era il tentativo di Butabusi. Altro tracciante profondo dell'84. Fortini gioca il pallone con Murillo Schiocchet. Lucas Siqueira dalla lunga distanza, Politano a metterci le mani. Vediamo il destro, bravo Politano a dire di no a Lucas Siqueira. Schema forte con il pallone allontanato, poi il destro salvato sulla linea. Grande occasione qui per l'L84 per sbloccare il risultato. È rimasto giù Politano. Rivediamo tutto. Destro violento di Giulio de Oliveira, parata di Politano che ingloba il pallone esattamente lì dove fa più male. Grande riflesso, dovrebbe dire anche un po' di spirito di sacrificio per Leopolitano, che dunque evita la capitolazione della CDM sulla frustata di Giulio de Oliveira. Butabusi, Ugas a fare blocco, prova ad andare profondo verso Adamopoulos, la squadra di Hugo De Jesus, giocatore arrivato in prestito dalla Meta Catania nel corso del mercato di gennaio. Prospetto interessante, mandato a Campo Ligure a fare un po' le ossa, poi ovviamente sarà decisione della società siciliana cosa fare con il cartellino dell'ex AEK Atene. Butabusi, sempre lui in impostazione, prova a passare proprio Adamopoulos, lo accompagna all'uscita però il diretto avversario. È l'84 che prova a far vedere subito i muscoli, cercando di togliere fiato alla manovra della CDM. Qui Murillo combina mezzo pasticcio, Fortini in gestione serena del pallone, torna da Victor Lopez. Murillo Schiocchet, 1 contro 1 dalla sua zolla, cerca Giulio de Oliveira che prova a tenere vivo il possesso del pallone, ci riesce con Lucas Siqueira che alimenta nuovamente l'azione sulla sinistra. Gioca ancora all'indietro l'84, può tornare da Victor Lopez in maniera legale. Palla alla metà campo, lasciato spazio per il destro che viene schermato da Adamopoulos. Il tentativo di Victor Lopez. E allora può ripartire Ugas, pressato forte da Fortini che gli sradica il pallone sinistro di Murillo Schiocchet, ribattuto dalle maglie rosse della CDM. 14:28 sul cronometro, ancora da giocare, 0-0 al palo maggiore di Leni. Ci pensa Cosico a rimettere in gioco il pallone.
Lucas Siqueira. Murilo Schiocchet alza il pallone proprio per Lucas Siqueira, che ha cercato di saltare Ugas. Porta a casa la rimessa laterale l'L84 con ancora una volta Murilo Schiocchet. Alzato il pallone nella zona però dove non ci sono compagni. Un po' complicata questa articolazione offensiva voluta dalla L84, che ha fatto un paio di sfuriate interessanti. Politano. Arriva lui nella metà campo offensiva. Giocata a muro. Qui la CDM torna da Butabusi. In questo momento è il riferimento. Poi portato blocco legale ai danni di Siqueira. E allora Murilo spinge via Butabusi, che non può tornare da Politano. Lungo Adamopoulos, sterza su Josico. Siqueira gli sradica il pallone, Butabusi. Victor Lopez pressato forte da Murilo. Buonissima qui la lettura della CDM con tutta la linea, che produce poi questa laterale battuta rapidamente. Pericolo per la L84. Cambi ordinati da Diego Rios. Sempre 0-0 il parziale al Palamaggiore di Leini. 13:55. Arriva l'ok di Marco Moro per far sì che si possano riprendere le ostilità. Rescia Contuli. Blocco di Josico per evitare il salto di Ugas in prima linea. Josico, verticale su Lugero Lopez. Primo apparizione per il pivot portoghese, che arriva, calcia col sinistro e si crea la prima occasione della partita per lui. Lugero Lopez, arrivato dalla Fortitudo Pomezia. Rivediamo tutto. Qui giocata 2 molto bella. Sinistro, bravo Politano ancora a dire di no. Palo che passa e finisce in porta. 13:10 sul cronometro. È passata l'L84. 1-0 con un po' di fortuna. Passa la formazione di casa. Rivediamo tutto. L'angolo imbucata. La papera qui di Leopolitano per il gol del vantaggio della L84 sull'angolo battuto da Sulemantuli. Dunque si è sbloccato il parziale al Palamaggiore di Leini. Qui Lugero Lopez ha cercato di mettersi in proprio, non ha trovato spazio. Rottuli torna però da Lugero Lopez, che questa volta ha un po' di libertà. Ondeggia, caricano il lato destro, quelli dell'84, poi cerca sfogo su quello mancino, dove c'è Josico. Blocco ancora, Josico sterza, manda al bar Ugas, poi si dimentica il pallone. È rimasto lì Jacopo Ugas, che prova ad attivare le marce alte. Josico corre veloce come lui, si porta a casa la rimessa. Beffata la CDM da un errore probabilmente di uno dei suoi migliori giocatori all'interno di questa stagione, ovvero Leonardo Politano. Qui passa Lugero Lopez sul buco di Murilo. Lugero fermato proprio da Murilo. Non è neanche calcio d'angolo come sembrava in origine. Allora, prova a ripartire la CDM con Butabusi. Sicuramente è quello che ha un po' più di ritmo nelle giocate 1 contro 1. Lo aspetta Maxi Rescia, ritorna verso l'interno del campo, poi cerca una giocata un po' complicata con Babris. E allora riparte Tuli per la porta da Lugero Lopez. Brava, qui la CDM a raggrupparsi e a dire di no, sbaglia di no. Però la lettura Politano, che per poco non mette nei guai Butabusi, esce bene la CDM con il lavoro di Ortisi. Poi il fallo da parte di Sulemantuli, che arriva a 2 mani sul petto di Butabusi. 11:57 sul cronometro, prima scorrettezza della partita caricata sul tabellino dell'L84. Ortisi, altro bel lavoro di cucitura per il capitano della CDM, nonché capocannoniere della squadra ligure.
con 10 gol, 2 realizzati nella gara d'andata, uno su rigore, l'altro con un super gol. Nuovo giro di cambi, questa volta Diego Rios va con il cambio uomo su uomo perché è uscito Ruggero Lopez, è entrato Giulio de Oliveira che aggancia un gran pallone, ha cercato di mettere in porta Giuliano Fortini, per poco non ci è riuscito. Il disturbo di Baklanov e Babris, soprattutto Baklanov, anche Politano stava per mettere le mani sul pallone. Altro laterale giocata dentro l'area di rigore per creare un po' di allarmismo. Victor Lopez risale lui, prova il gioco perimetrale adesso l'84 perché si chiude nel cono centrale la CDM. Non è passato il passaggio di Fortini che è andato a battere la laterale affidandola a Murilo Schiocchet. Aggancia Guga, poi la veloce di Fortini verso Giulio de Oliveira non porta risultato e allora Politano si incorpora lui nel 5 contro 4. Babris, lavorano sul lato corto i due lettoni, Babris e Baklanov, poi Guga anche lui dentro la triangolazione. Guga, Babris ha alzato il pallone, il buco, per poco non ne approfittava Ortisi. Ha rischiato qui su questa azione avvolgente l'84 di far saltare le proprie linee difensive. E allora per Fortini che può gestire nuovamente il pallone. Parte Giuliano Fortini. Schiocchet va da Victor Lopez e poi Murilo deve prendersi la laterale per poter azzerare nuovamente la possibilità di non poter tornare dal primo portiere. Infatti adesso lo può fare. Va a lungo Victor Lopez, ancora possesso per la L84, 19 secondi al giro di boa del primo tempo. Per ora l'autogol di Politano decide la partita. Giulio de Oliveira prova a mettersi in ritmo, Giulio calcia con il sinistro, pallone che non passa, accerchiato da maglie rosse, poi fiondata mancina da parte proprio di Murilo Schiocchet, pallone che è decollato altissimo. Politano, Baklanov, Babris, rimessa laterale. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale YouTube della divisione Calcio a 5. Ci stiamo avvicinando al grande traguardo dei 30.000 iscritti. Voi che non siete iscritti, dai, schiacciate iscriviti. Tastino è gratis e ci aiutate tanto. Babris, Guga Berbutabusi, ancora Baklanov. Imbucata lunga, Victor Lopez è indeciso se mettere il pallone in fallo laterale o controllarlo. Alla fine deve lasciare il possesso alla CDM. Con Baklanov. Arriva la palla nella zona di Victor Lopez che può controllarla tranquillamente. Schiocchet, apertura panoramica che per poco non trova sulla corsa Giulio de Oliveira. Idea immaginifica di Murilo Schiocchet, non perfetta l'apertura del compasso con il suo mancino. Babris, pallone rilanciato lungo dove non ci sono maglie rosse. Allora con tranquillità Victor Lopez, giro gratis di nuovo. Murilo Schiocchet, Giulio de Oliveira si affida nuovamente al suo compagno con la maglia numero 21. Guga però è bravo nel guadagnarsi la rimessa
Giocata perimetrale da parte della CDM. Adamopoulos. Guga. Pallone che resta in gioco con Cosico che lo sradica a Ortizi in maniera legale. Allora prova a ripartire Cosico. Palla in banda, ha cercato il pallone verso Giulio De Oliveira. Non arriva la chiusura della giocata 3 per l'L84. 8:38. Bella ripartenza. Ed è stato bravissimo Guga a dire di no al colpo ravvicinato di Giulio De Oliveira. Tant'è che è rimasto anche giù l'ex giocatore, tra le altre, del Vinomita di Petrarca. Ha chiesto l'intervento della panchina, anzi dello spazzolone. Uno sguardo a quelli che sono gli altri risultati delle gare in corso, con la Roma che sta vincendo per 1-0 sul campo della Came Treviso, 1-1 tra Meta e Feldieboli, 0-0 ancora tra Fortitudo Pomezia e Sandro Abate Avellino, così come 0-0 tra Pirossigeno Cosenza e Napoli al Pala Vesuvio. Qui ancora il palo colpito dalla L84. Politano prova a giocare bene qui la CDM con Baklanov. Adamopoulos lotta, puntata che però non passa. Tuli, altra imbucata verso la giocata in banda di Van der Salas che strozza il destro senza trovare però con pulizia la conclusione verso la porta di Politano. Butabusi sbaglia qui la CDM, allora riparte forte l'84. Bravo qui Politano a dire di no a Cosico, e allora arriva il timeout chiamato da Diego Rios. Prima interruzione tecnica chiesta dalle panchine. Se la gioca l'allenatore spagnolo della L84, che probabilmente vorrà organizzare qualcosa dal punto di vista della palla inattiva. Mentre le telecamere vanno a guardare quello che succede sull'altra panchina, quella della CDM, con Hugo De Jesus che, al netto dell'infortunio di Politano sul gol dell'1-0, dal punto di vista della tenuta della sua squadra può essere soddisfatto. Dall'altro lato tutti intorno a Diego Rios, che dà ovviamente indicazioni. Vedremo se ci sarà la conferma degli stessi 5 che sono usciti all'atto del timeout, ovvero Tuli, Raguso, Osico e Van der Salas. Murillo Schiocchet pronto invece per il cambio a prendere il posto di Suleiman Tuli. Vuole il mancino Diego Rios. Vedremo se ci sarà una giocata per lavorare proprio per lui, o se invece sarà lui a calciare. Infatti è così, pallone tirato forte, allontanato nuovamente dalla difesa della CDM, è rimasto giù un giocatore in maglia rossa. Allora, gioco nuovamente fermo con il cronometro che si stoppa a 7:55. Si rialza dopo essere stato colpito Butabusi. Scambio di vedute con Van der Salas, lamenta una gomitata Butabusi, richiamo di Marco Moro. Salas che aveva fatto anche discutere per un intervento simile con l'Active Network, aveva allargato il gomito, scatenando le proteste della formazione viterbese. Torniamo live con Tuli, 1 contro 1 di Suleiman Tuli. Il gioco su Cosico che cerca di mettersi in ritmo, va da Tuli che calcia col destro sul secondo palo, la ciccata di Van der Salas
Che occasione ben costruita per la L84 per trovare il colpo del raddoppio. Non ha trovato il tiro pulito Van der Salas. Hosiko torna a impostare lui, gli porta a blocco Van der Rescia. Soluzione opzionata, quella del passaggio all'indietro per Victor Lopez. Poi non riesce il gioco perimetrale dell'L84. Quadrato Hosiko, il gran capitan della L84, leader totale della formazione torinese, ormai vera e propria bandiera di quella fascia che è stata per tanti anni sul braccio di un'altra leggenda torinese per adozione sportiva, ovvero Peppe Iovino. Butta Busi, solo butta! Busi, blackout della L84, ha pareggiato la CDM. Che erroraccio della L84, bravissima la CDM. Butta Busi, trova il pertugio in mezzo alle gambe di Victor Lopez e fa 1-1. Una fiammata improvvisa e la CDM la pareggia con Joad Boutabusi. E dunque si riequilibra il parziale alla pala maggiore di Leini. Calato ulteriormente il silenzio. Tuli, imbucata per Maxi Rescia, che però ha fatto una cosa a metà tra l'appoggio e il tiro. Politano ha potuto controllare tranquillamente il pallone. Allora prova ad andare ancora la CDM col destro, che finisce fuori. Barcollato l'L84, che è in una fase forse dove deve, più della parte tecnica, deve gestire la parte psicologica. Schiocchet prova a passare, Ugas gli ringhia addosso e gli mette il pallone fuori. Va a farsi sentire i Tigers, il gruppo di tifosi organizzati della L84, anche questa sera presenti nonostante il turno infrasettimanale. Victor Lopez, grande imbucata. Ha visto un gran pallone Victor Lopez. Vediamo tutto qui. E poi Maxi Rescia trova presente Leopolitano. Giulio Oliveira. Ha giocato lui all'indietro, il pallone ancora riappoggiato a Fortini. Schiocchet prova a passare Giuliano Fortini, non ci riesce. Occhio ancora la CDM con il sinistro volante da parte di Ugas, che non trova però il 3x2 di Victor Lopez. Allora prova a rimettersi in ritmo l'84. Sporca anche questo pallone e butta Busi a Giuliano Fortini. Schiocchet prova a caricare quel lato l'84. C'è Maxi Rescia. Il controllo nuovamente per Murilo Schiocchet all'indietro. Si gioca spesso, tanto con questa soluzione in casa dell'84 con la connessione con il portiere. Poi ha provato a far passare il pallone Giulio Oliveira per Maxi Rescia, che non ha controllato. Murilo Ferreira al rilancio verso Adamopoulos. Butabusi, autore del gol e del pareggio, alza il pallone con ancora la CDM che arriva con Ugas a sfidare il diretto avversario. Ugas prova a liberare il destro, ancora una conclusione fermata questa volta di Murilo Ferreira, che provava ad arrivare con il rimorchio. Momento molto positivo per la CDM. Butabusi, Ortisi.
Murillo. Babris sbaglia e allora però sbaglia anche Raguso che ha provato ad andare a memoria da Gio de Oliveira. La rimessa laterale per la CDM con Babris. Ortisi. Butabusi alza nuovamente il pallone, però in una porzione di campo dove non ci sono maglie rosse. 4-0-8 al termine del primo tempo. Con De Oliveira. Schiocchet, punta Butabusi. Beh, è passato un compagno destro da fuori, cercato da Raguso. E allora Hugo De Jesus chiama timeout. Fa lui questa volta la sospensione tecnica. Noi dicevamo che Hugo De Jesus poteva essere decisamente soddisfatto di quella che era la prestazione della propria squadra. Di certo non potrà essere così invece per quanto concerne Diego Rios. Per Butabusi, questo è il primo gol in campionato in stagione. CDM che sta vedendo premiato il suo piano partita nella gestione proprio complessiva di entrambe le fasi, e l'84 invece che fa una fatica del diavolo ad arrivare comunque a concludere e a realizzare. Non sono cambiati i parziali sugli altri campi. Si riparte con la CDM, con Babris che aveva cercato Ortisi sul secondo palo. Non l'ha trovato. E dunque è uscita bene dai blocchi la CDM. Guga imbucata forte. Raguso ci ha messo la coscia destra, ma ha dovuto concedere l'angolo. Mattia Raguso. Nuovamente Guga a battere, giocata sul mancino di Babris. Possesso ancora per la CDM. Babris dietro per Ortisi. Uno sguardo al posizionamento di Politano che viene servito. Prova a saltare su di lui Schiocchet. Vediamo se il pallone rimane in campo. E così. E allora Schiocchet in 1-1 con Ortisi. La giocata verso Raguso. Politano. Ma che bella parata! Di Leopolitano su Raguso, letta benissimo dal portiere della CDM. Raguso. All'indietro nuovamente per Victor Lopez. Non esce nulla da questa impostazione col portiere da parte dell'84. Fatica a trovare la banda giusta, la connessione giusta. La formazione piemontese, merito va detto di un'ottima CDM fino a questo momento qui. Poi Guga addosso a Murillo Schiocchet che per poco, se non prende una certa parabola, rischia di fare la foto a Politano come calciobalilla. Qui intanto si allunga la maglia di Ortisi sulla trattenuta di Raguso. Uno sguardo cattivissimo di Andrea Ortisi nei confronti di Marco Moro, che vale più di 1000 parole. Ma rimessa laterale in favore della L84. Tuli sul punto di battuta. Cerca profondità, provando ad appoggiarsi su Lugero Lopez dell'84, ma è molto imprecisa. Qui però
Si riparte con Politano. Ortisi prova a passare, Ortisi si mette in azione personale, poi calcia forte con il sinistro, pallone che taglia tutta l'area di rigore. Non ci sono maglie rosse ad arrivare all'appuntamento sul secondo palo come avrebbe voluto Andrea Ortisi. Rivediamo qui, sinistro, pallone che passa, lamentava forse anche una deviazione di Victor Lopez non ravvisata dagli arbitri. Lugero libera il sinistro, Politano presente. 2:21 al termine del primo tempo, 1-1 qui al Palamaggiore di Leni tra L84 Torino e CDM. Hocico lo aspetta Babris, prova lo spagnolo ad attivarsi, torna dal connazionale Victor Lopez. Qui grandissima giocata di Maxi Rescia che poi, ostacolato da Marco Moro, non è riuscito a tenere il pallone in campo. Forse ha commesso anche fallo sul direttore di gara. Guga, Baklanov, gestione del pallone di Ortisi che viene costretto a tornare verso la Genova Ventimiglia. Politano ha alzato il pallone, si combatte, prova a entrare Babris, riparte l'L84, Lugero Lopez vorrebbe il pallone da parte di Tuli che scava e non trova la porta. Occasione enorme per la L84 con Suleiman Tuli, ha fatto tutto benissimo, poi non riesce a dosare la scavata del pallone. Lopez, l'ultimo a toccare il pallone è stato Guga sulla giocata di Suleiman Tuli, che per poco non trova un grandissimo gol. Rescia, verticale su Lugero Lopez, lotta il portoghese, sinistro, ancora la parata di Politano, poi Hocico voleva tenere viva la fiamma di questa azione appoggiando nuovamente a Lugero Lopez che è scivolato sul parquet del Palamaggiore di Leni. Rimane in prima linea alto il portoghese che vuole schermare il passaggio a Politano. Babris a dettare il passaggio su Ortisi, riesce a uscire bene la CDM con Politano che tiene in campo la palla e allora in verticale su Guga, spazi ristretti, prova a passare Guga, lotta ancora lì Guga e la rimessa però è dal fondo per Victor Lopez. Tuli, ancora la giocata dell'84 con Lugero, torna da capitano Hocico, nuovamente Lugero Lopez, si stringono le maglie della CDM, Lugero calcia forte con il sinistro, gioco fermo, mentre torna in campo Butabusi, esce anche Babris, tutto ok. Allora si può ripartire con la CDM che perde il pallone. Allora Lugero Lopez, spintonato l'ex Fortitudo Pomezia che torna dal quasi omonimo Lopez, ma lui è Victor. Pallone tenuto in campo, anzi no, infatti si era fermata la CDM, anche a noi sembrava che il pallone fosse uscito. 23 secondi al termine del primo tempo, 1-1 al Palamaggiore di Leni. Butabusi lungo verso Baklanov che non riesce però ad arpionare questo pallone. Allora Murillo Schiocchet, risale lui, poi Rescia alza il pallone su Lugero Lopez, se lo fa nuovamente sporcare dal lavoro in marcatura di Murilo Ferreira. Schiocchet
per Victor Lopez. Ultimi 7 secondi del primo tempo, vediamo cosa decide di fare il portiere spagnolo. Va con l'imbucata forte, bravo Politano a leggere la situazione. E attenzione Butabusi che si stava involando verso la porta di Victor Lopez, ma viene fermato dal suono della sirena. Dunque pit stop alla pala maggiore di Leini, 1-1 tra L84 e CDM Futsal. L'autogol di Politano e il gol di Butabusi fissano per ora il punteggio parziale sulla parità, linea che può tornare alla regia. Noi ci sentiamo tra poco nel racconto di quello che sarà poi il secondo tempo di L84 Torino contro CDM Futsal. Regia.
Ben ritrovati dal Pala Maggiore di Leni, stanno tornando in campo L84 e CDM Futsal. Io vi vedo, Io vi vedo, voi che non siete iscritti al canale YouTube della Divisione Calcio a 5 che ci state seguendo. Clicca iscriviti. Iscriviti al canale. È gratis, ci aiuta a crescere ulteriormente, arrivare a quota 30.000, che è un grandissimo obiettivo. Ce ne mancano poco più di 500 iscritti. Continuate a iscrivervi, vi schiaccia iscrivi, è tutto gratis. A voi veramente non vi costa assolutamente nulla e ci permette di mantenere tutto ovviamente in chiaro, gratis, gratuitamente, per fruire tutte le dirette della Serie A Quinto, della Serie A Tesis femminile, della Serie A2 Elite, la Coppa della Divisione, la Coppa Italia che sta per arrivare, le finalissime, tutta la manifestazione che partirà la prossima settimana con la Serie A2, con la Serie B, la Serie C nelle Marche, e poi all'altra settimana, quella che chiuderà il mese di marzo, l'Under 19, la 2 Elite e ovviamente la Final Elite di Serie A, dove l'L84 Torino arriva come qualificata numero 1 in quanto campione d'inverno e sarà nella prima urna del sorteggio. Ma intanto la formazione di Diego Rios deve inevitabilmente cercare di rialzare la china all'interno di un primo tempo che era vista estremamente sottotono. 1-1 qui al Pala Maggiore di Leni, 1-1 anche al Palasele di Eboli tra Meta Catania e Feldi. La Roma sta vincendo per 3-1 sul campo della Came Treviso. 1-0 tra Fortitudo Pomezia e Sandro Abate. Questo è un risultato pesante in ottica salvezza se dovesse essere confermato, così come sta vincendo 1-0 lo Sporting Sala Consilina contro la Global Work Capurs. Intanto è iniziato il secondo tempo qui alla Pala Maggiore di Leni, con la CDM che muove il pallone con Baklanov che va da Politano, rilancio lungo, alzato il campanile, prova a arrivarci Ugas, Butabusi di testa ad allontanare, sarà rimessa però in favore della L84. Schiocchet, sale lui, va da Maxi Rescia, torna a cucire il gioco con Murilo Schiocchet e poi Lugero Lopez con la sua solita canonica sterzata, però non riesce a trovare spazio per coordinarsi. Murilo Ferreira alza il pallone, dove però non ci può arrivare Adamopoulos. Osico per Maxi, ancora Maxi Rescia, alzato il campanile verso Lugero Lopez. Sarà rimessa laterale in favore della CDM, che con questo signore qua, ovvero Joad Butabusi, ha trovato il gol del pareggio. Non mancavano 6:45 al termine del primo tempo. Politano prova ad andare da Adamopoulos. Buona, funziona qui la fase di pressione della L84 con gli applausi di Diego Rios. Cosico. Schiocchet, Cosico. Si è allargato Maxi Rescia, uno sguardo per vedere dov'è Lugero Lopez, che non riesce però a uncinare il pallone, poi viene saltato secco da Murilo Ferreira che prende il cono centrale, prova ad avanzare la CDM con Ugas, cerca spazio per il destro, la finta, vuole andare sul lato corto dell'arco, accompagnato all'uscita da Murilo Schiocchet. Ancora la giocata interna della CDM, ha battuto Lugero Lopez, calcio di punizione in favore della CDM e della L84 e cartellino giallo. Cartellino giallo ai danni di Adamopoulos. Primo fallo del secondo tempo. Lugero commette fallo lui ai danni di Murilo Ferreira. Per lui 37 anni oggi. Dal palmarès incredibile qui. Maxi Rescia col fallo e arriva anche per lui cartellino giallo. Per questa volta il fallo su Adamopoulos.
Quindi un giallo a testa nel corso di neanche un minuto. E dunque calcio di punizione in favore della CDM. Va Murilo Ferreira a batterlo. Giocata corta per Butabusi, che trova però la figura di Suleiman Tuli. Destro da fuori da parte di Guga. Sarà ancora possesso per la CDM. Lui, autore sì di diversi gol in carriera con la soluzione al volo. Però hanno giocato fuori ancora Guga a calciare. Lucas Siqueira mette fuori il pallone. Murilo Ferreira sul punto di battuta. Uno sguardo, posizionamento di Adamopoulos che libera il sinistro. Victor Lopez si fa trovare pronto. Fortini. Lucas Siqueira. Fratello Pedro, bicampione d'Italia con la Meta Catania. Loro passato a lungo nell'84 per entrambi, ma anche qui intanto il buco da parte di Victor Lopez per poco non la combina grossa sull'uscita. Posto anche alla osta per i fratelli Siqueira. Fortini. Lucas Siqueira allarga il gioco su Murilo, anzi su Tuli. Prova ad andarsene su Suleiman Tuli, destro deviato. Sarà angolo. Cercata la palla dentro forte Politano. Ci ha messo la mano. Rivediamo tutto. L'angolo velenoso di Tuli. Politano non perfetto ma efficace. Tuli. Sinistro. Che non arriva a destinazione da parte di Fortini. Si riposiziona l'84. Tuli va da Lucas Siqueira, che prova a prendere un po' di ritmo, poi torna con il retropassaggio a Victor Lopez. Siqueira per Tuli. Veloce la giocata di Van der Salas, che col velo ha provato ad attivare Fortini. Non si sono capiti due. Rimessa laterale per la CDM. Politano. Pressione forte di Tuli, che però non porta alla riconquista del pallone. Attenzione che qui c'è il cambio rimessa. La giocata troppo lentamente. La CDM con Ugas che è andato oltre il conto di 4 e regala così un giro gratis alla L84 con Tuli. Giocata verso Lucas Siqueira, su destro produce un rimbalzo offensivo raccolto da Tuli. Ancora Lucas. Van der Salas. Salita la CDM, vuole provare a soffocare il possesso palla della L84 e ci riesce perché aveva mappato bene la metacampo offensiva, la squadra di Hugo De Jesus, che non sta rendendo per niente facile la vita alla L84. Rimessa laterale che va a battere Guga. Uno sguardo, poi invita Politano a salire. Recupera la palla dell'84 con Tuli. Babris saltato. Destro, pallone che balla dentro l'area di rigore con Fortini, che ancora una volta però ha una coordinazione non perfetta. È stato un pallone molto complicato quello di Lucas Siqueira da poter girare verso la porta di Leonardo Politano.
16:22 da giocare. Pronto Andrea Ortisi. A rimettere in gioco il pallone. Babris. Politano. Alzato il pallone. Poi Guga riesce a tenerlo nel possesso della CDM. Babris aggredito da Salas. Recupera il pallone Lucas Siqueira. Sterza e va da Tuli. Cucitura con Fortini. Vediamo se gli creano lo spazio per l'isolamento. Prova a calciare Fortini, rimanendo però fermo sul blocco. Destro complicato per anche quello che è comunque un ottimo tiratore come Giuliano Fortini. Babris cerca di andare lungo. Recupera pallone di equilibrio Lucas Siqueira. Van der Salas. Ancora Tuli per Fortini. Duettano i due ma all'indietro. Siqueira. Tuli prova ad andare lungo, fermato. Attenzione al break della CDM con Guga, che però pasticcia il pallone di Baklanov. Allora può ridisegnare qualcosa all'L84 con pazienza Maxi Resha. Tanti cambi, trattato anche Murilo Schiocchet. Fortini 1 contro 1. Vediamo se ha tempo e ritmo per andare Giuliano Fortini. Baklanov rimane con lui. Tra l'altro Baklanov che, così come Babris, sono allenati in nazionale da Massimiliano Bellarte, che ha come assistente Francesco Giuliano, che è il vice allenatore della L84. Ortisi. Babris. Politano ringhiato da Murilo Schiocchet. Si spegne questa trama offensiva della CDM e allora Murilo prova ad andare lungo. Hosiko sgasa il 10. Babris lo accompagna all'uscita e si prende anche la rimessa laterale. Infatti si è andato a riposizionare immediatamente il capitano dell'84 senza proteste. Ortisi cerca il contatto con Resha, poi vuole che si allarghi qualcuno, costretto a tornare da Politano. Resha continua la linea di corsa. Babris cerca e ottiene il calcio piazzato, facendo sbattere il pallone sulla testa di Murilo Schiocchet. Palla che resta lì, attenzione, Babris, che cosa si è mangiato? Il numero 11 della CDM aveva saltato Victor Lopez. Occasione clamorosa. Allora vediamo se si articola di qua con Politano a dire di no a Murilo Schiocchet. Iniziano ad aprirsi un pochino le azioni. Giulio de Oliveira si libera, destro, Politano letteralmente volato. Politano sulla fiondata di Giulio de Oliveira. Poi non ha giocato ancora fuori, destro, con la deviazione ultima di Ortisi. Sarà ancora angolo per la L84, che dopo il pericolo sembra aver riaperto gli occhi. Hosiko fuori per Giulio de Oliveira. Ancora Hosiko 1 contro 1, prova ad andare destro. Politano presente ancora. Schiocchet, giocata corta. Attenzione, Guga ha recuperato il pallone, si rifugia dal proprio portiere. In questo momento si sta mettendo nella lista sicuramente dei potenziali MVP di serata. Schiocchet balla col suo mancino. Resha torna proprio da Murilo Schiocchet. Hosiko, cercata l'imbucata sul lavoro di De Oliveira. Sinistro il palo da parte di Murilo Schiocchet. E siamo già dall'altra parte però con la CDM che arriva sul secondo palo. Ortisi non arriva a chiuderla, si è stappata definitivamente la partita. Vedete qui il palo colpito dalla L84.
si è creato di più nell'arco di un minuto effettivo di gioco. Ne conto 1, 2, 3, 4, potenzialmente 5 occasioni da gol in un minuto. Poi la regia ci vuole far rivedere anche il contropiede della CDM non appena ne abbiamo la possibilità. Si è stappata almeno dal punto di vista emozionale la partita. Il palo di Murilo Schiocchete per poco. Ortisi non trova la zampata del 2-1. Qui lo rivediamo. Sinistro lungo di Babris. Ortisi non arriva per un soffio. Osico. De Oliveira. Osico finta con il no look. Poi va ancora da Giulio De Oliveira. Elastichino per il controllo. Murilo. Ancora la pisata all'indietro per Giulio. Ancora Murilo Schiocchete. Osico cerca di saltare Butabusi con il tunnel, ma il campo era finito. Sarà rimessa laterale in favore della CDM. Murilo trova il lato importante per Butabusi. Victor Lopez, che lettura difensiva del portiere dell'L84 che aveva snasato pericolo. Si erano un po' aperte le maglie. Questa sera giallo-blu dell'L84 Torino. Politano, lancio lungo verso Adamopoulos, dove però non può arrivare il pivot greco. Schiocchete, Osico, buono il gioco su De Oliveira che prova ad andare al gomito. Si libera Giulio De Oliveira. Politano, ancora altra conclusione che finisce fuori. Adesso inizia a essere importante la produzione offensiva dell'L84. Butabusi non riesce a connettersi con Adamopoulos. CDM che inizia a dare qualche segnale di crepa nella pulizia della propria manovra. Per ora Politano ha fatto il resto. Tuli prova a mettersi in isolamento, poi torna da Cosico, lo aspetta a Butabusi. Ancora Giulio De Oliveira contro Murilo Ferreira. La scivolata. Sarà possesso dell'84 per l'ottima chiusura di Murilo Ferreira. Giocata fuori, destro al volo. Occhio che prova a ripartire la CDM. Il fallo ai danni di Cosico. Gioco pericoloso. Sarà ovviamente punizione a 2. Raguso sul punto di battuta. Alza il braccio Moro. Raguso infatti la gioca corta. Lugero Lopez si incarta un attimo sul pallone, poi la palla in qualche modo passa. E Victor Lopez qui invece può controllare. Pallone mal gestito dalla CDM. Van der Salas. E qui anche Tuli sbaglia. Politano. Buono il lavoro di Adamopoulos che si prende la laterale dopo aver sentito la pressione forte di Mattia Raguso. Qui Victor Lopez in qualche modo con l'aiuto di Salas che salta proprio Adamopoulos, arriva a ringhiare di nuovamente su di lui la CDM, ma il possesso è ancora per l'L84 che non riesce a sfruttare. E allora parte il tergicristallo con Ugas che si dimentica il controllo del pallone, cosa non banale all'interno di una transizione. Arriva intanto il giallo per Pasculli in panchina per proteste. Chiede udienza a Cosico, a Moro. Giulio De Oliveira che è tornato in Piemonte, lui che insomma qualcosina
con l'Asti l'ha vinta. Tanto Orange Asti che sabato ha vinto il girone A di Serie A2 e sbarca dunque così in Elite per la prossima stagione. Van der Salas. Si passa da Raguso. Ancora Van der, da Lugero Lopez che scivola al momento del calcio. Devia il tiro Murilo Ferreira. Tuli sul punto di battuta dell'angolo. Se ne incarica quasi sempre lui da una situazione simile. È nata il gol del vantaggio dell'84. Gioco fermo perché ci sono dei contatti che non piacciono a Filannino tra Butabusi e Van der Salas. Certo, due non particolarmente morbidi. Pallone fuori con il destro di Raguso. Si fa trovare pronto Politano. Tuli per battere questa laterale. Giocata all'indietro per Van der Salas, che guarda i compagni, poi opta per quella che è la soluzione più semplice, ovvero Victor Lopez. Raguso alza il pallone a tagliare letteralmente il campo per andare verso Tuli. Lettura da parte di Politano. Sulle Tuli nuovamente sulla battuta destro, pallone che finisce fuori con Lugero Lopez, che non arriva a deviazione vincente perché c'è stata però una maglia rossa che ha toccato questo pallone, che ha tagliato completamente l'area di rigore della CDM. Intanto Politano fermo a terra, si sta allacciando le scarpe. Viene chiamato anche l'intervento dello spazzolone. 10:37, partita estremamente collosa per l'L84. CDM invece che ha fatto fino a questo momento la sua ottima partita, cercando di sfruttare tutte le soluzioni a sua disposizione. Altro pallone cioppato fuori destro, pallone che finisce ampiamente alto. Situazione molto molto complicata in questo caso. Raguso, Salas, Tuli, Raguso prima di Ortisi che aveva letto la situazione, però la rimessa laterale è in favore della CDM, che gestisce il pallone con Politano, che ha preso ritmo, arriva quasi fino in fondo. Ha provato ad attivare Andrea Ortisi, che si era allargato come suo solito per ricevere la palla sul sinistro. Non c'è stata precisione da parte di Leopolitano, che si è ampiamente riscattato della papera sul autogol che ha cagionato il vantaggio dell'84. De Oliveira con la zampa lunga ad evitare la laterale, poi l'imbucata qui Politano, forse la combina ancora, e Giulio De Oliveira non perdona e fa 2-1. 9:46, l'ha sbloccata di nuovo l'84. Giulio De Oliveira, 2-1. Con rabbia qui, che pasticcio tra Baklanov e Politano. E Giulio De Oliveira ha sentito la porta, ha sentito il pallone e ha fatto detonare il destro. 2-1 dunque per la L84, che riesce a tirare fuori la testa da sotto l'acqua. Terzo gol con la maglia dell'L84 per Giulio Miotti de Oliveira.
11° in totale in campionato, con gli 8 segnati invece con la maglia dell'Ecocity Genzano. Rimessa per la CDM, rilancio lungo con Victor Lopez che non riesce a guadagnare il possesso. Ortizi, giocata corta, Baklanov destro in 2 tempi. Victor Lopez. Maxi Rescia, Babris battuto la laterale, Rescia contro Ortizi, De Oliveira torna da Maxi che con l'esterno mette giù il pallone, ma è Politano che poi lo rigioca su Ortizi. Pulito, chiamata alla risalita da parte di Guga che finta, prova ad andare Guga, ancora il pallone che arriva però comodo tra le mani di Victor Lopez e si accende. Adesso vediamo un po' se parte la controtransizione dell'84. No, invece vuole muovere il pallone con serenità. Cosico abbassa il ritmo dell'azione. Torna da Giulio De Oliveira, posizione complicata per liberare il destro, però sente di averlo caldo. Giulio De Oliveira, gol pesantissimo all'interno di questa partita per il numero 18 dell'84, Babris. Prova la giocata a 3, la CDM ci riesce con Baklanov, va da Ortizi che si gira, calcia con il destro, porta a casa la rimessa laterale perché ha trovato l'opposizione di Maxi Rescia. A volte un po' pigra l'84 in queste situazioni. Qui attenzione che è rimasto giù un giocatore della CDM, vediamo così che cosa fa, calcia fuori per dare la rimessa dal fondo. Si tocca la caviglia destra Baklanov. Filannino che invita lo staff medico della CDM ad aspettare. Qui rivediamo. Scivolata di Murilo Ferreira. Qualche dubbio lo lascia su questo contatto. Le immagini le avete viste, poi ovviamente liberi di trarre le vostre delucidazioni. Qui intanto Lugero Lopez portato a calciare male e addosso a Baklanov che si è ripreso dalla situazione di poco fa. 7,55 sul cronometro. Tanto risultato importante per il sinistro del 3-1 da parte dell'84, ha segnato Murilo Schiocchetta. 3-1. Osico pronto, Murilo Schiocchetta a incastonarla là sotto la traversa, scappa l'84 sul +2, posizionata malissimo la fase difensiva della CDM. Dicevo, risultato importante che si è sbloccato a Eboli perché la Feldi in vantaggio per 2-1 contro la Meta Catania. E questo in ottica L'84 finisse con la vittoria della Feldi potrebbe essere un ottimo risultato perché andrebbe a guadagnare 3 punti sulla formazione siciliana. Con una gara in meno il gap andrebbe eventualmente a -5. Sappiamo quanto è importante la prima posizione in regular season per poter avere il vantaggio del campo in semifinali e in finale scudetto. Io tra l'altro vi ricordo che poi sempre qui sul canale YouTube della Divisione Calcio 5 prossimo 15 di aprile in diretta anche su Sky la finale della Coppa della Divisione, che quest'anno è tornata in modalità senior con la favola del Futsal Cornedo che contenderà il pass all'Active Network. Ortizi
mentre dall'altro lato del tabellone, l'altro posto in finale se lo giocano la Roma e la Meta Catania. Politano litiga con il pallone Ortisi, poi prova a passare, arriva il raddoppio di Ruggero Lopez, c'è Murillo che era andato in angolo, che però non era una grande opzione di passaggio. Attenzione alla giocata qui di Politano, bravissimo a involarsi, poi ha battuto, giallo anche per Tuli. È stato molto bravo Politano a leggere le intenzioni avversarie e poi a trasformare la transizione in offensiva. 6:19 al termine della partita. 3-1 per l'L84 contro la CDM, che sembra aver accusato un pochino il colpo. Butabusi, Ortisi, Babris calcia col sinistro, l'ultimo tocco è in favore dell'L84. Infatti Victor Lopez potrà andare a rimettere il pallone con le mani. Ruggero Lopez, però non ci sono né Fortini né Lucas Siqueira. Gettone gratuito lasciato alla CDM. Qui Lucas Siqueira ha provato a difendere il pallone, poi lo porta in angolo sinistro, pallone che balla lì con Babris che non arriva sul tap-in. Prova a rialzarsi la CDM, addirittura Politano che poi si spazientisce perché voleva giocare rapidamente questo pallone. Babris 1 contro 1 con Fortini. Ortisi, palla sotto la suola, invitato Butabusi ancora a calciare, angolo CDM. Pallone dentro! Altro pericolo per la porta dell'L84. Victor Lopez lungo, Van der Salas toccato, fallo, calcio di punizione in favore della squadra di casa. Secondo fallo caricato ai danni della CDM. Sono 3 quelli invece commessi e sanzionati dagli arbitri a carico della L84. Chissà se Hugo De Jesus tra poco non si giocherà la carta del portiere di movimento. Fortini e Tuli sul punto di battuta. Si sgancia Fortini, Tuli guarda come sono posizionati i compagni, il sinistro cercato da Murillo Schiocchet, che non era però in una situazione di calcio in dinamica. Torna in panchina Murillo, che è entrato proprio per battere questa rimessa. 5:25 al termine della partita. Fortini sale Victor Lopez, Babris in pressione individuale, avanza ancora Giuliano Fortini. Babris scippa il pallone, prova a ripartire la CDM, ma è costretto a farlo da zolle difensive. Butabusi per un attimo perde il pallone, velo di Murillo che consente a Politano di poterlo giocare con i piedi. Attenzione, l'errore in uscita, il gol del 4-1 l'ha segnato la L84 con Giuliano Fortini, che ha capito tutto. 4:58, 4-1. Eccolo qui, Giuliano Fortini che capisce tutto in scivolata, si dispera Leopolitano. Time out chiamato da Hugo De Jesus.
scappa sul più 3 la L84. Ortisi con la maglia del portiere di movimento sulla panchina dei liguri, partirà probabilmente subito con il 5 contro 4 Hugo De Jesus, che andrà a disegnare adesso la disposizione dei suoi, mentre con Ortisi e Babris qui sulla banda di destra. Rivediamo qui l'errore di Politano, emisfero destro estremamente sviluppato per Giuliano Fortini, che capisce tutto, scivolata vincente, un pallone che finisce direttamente in porta. 4-1. Settimo gol in campionato per Giuliano Fortini, 8 in totale con la Coppa della Divisione. E dunque portiere di movimento per la CDM a 4,58, montagna molto ripida da scalare per la squadra del patron Fortuna, che intravede con questo parziale la settima sconfitta consecutiva. Sai, questo è uno sport assolutamente folle, quindi fino a quando non suona la sirena ci limitiamo a fare cronaca. Butabusi da Guga, attacca forte l'L84 per evitare il possesso perimetrale da parte della CDM, che però adesso riesce a prendere un pochino di centimetri nella metà campo offensiva. Babris, Guga, risalito Ortisi, Guga, Butabusi, sterza, poi torna indietro da Guga. Ottima però la fase difensiva della L84 a non dare respiro al possesso sterile della CDM. Montuli a fare il polipo in prima linea. Butabusi torna da Guga. Babris, prima opzione di passaggio utilizzata. Tornato ancora da Guga il pallone. Buta. Guga Ortisi. Fischi del palo maggiore di Leni. Guga prova ad andare con il sinistro. Bravo Victor Lopez. Ortisi. Giocata ancora su Guga. Babris. Guga. Sguardo, vede Butabusi. Guga. E poi non riesce però a gestire il possesso bene la CDM. 3:40 alla fine della partita. Serve veramente un miracolo sportivo alla formazione ligure, che rimette ovviamente dentro il portiere di movimento. Babris, Butabusi, lo aspettano lì in prima linea quelli dell'84. Babris di tocco da Ortisi, ancora da Guga. Babris, Butabusi tra le linee a cercare di creare un po' di scompiglio. Pressione forte, Babris passa, lotta da terra, Rescia, pallone che sbuca a un certo punto da quel traffico in angolo. Allora ancora Guga da Butabusi. Babris cerca una situazione molto complicata, poi Raguso non arriva a colpire il pallone con l'esterno. Babris per Guga. Butabusi in angolo, si torna indietro da Guga. Ortisi, Guga ancora per Ortisi. Babris, strozzato il mancino sul primo palo. Facile l'intervento di Victor Lopez, che però non può controllare il pallone. Allora si scambiano i due mancini con Ortisi nella prima fase di costruzione. Butabusi, Guga. Sguardo sulla mappatura della metà campo per capire come muovere il castello difensivo della L84. Butabusi, prestato forte da Cosico, pisata che non c'è, occhio al pallone che va per la porta, finisce fuori. Vicino al 5-1 dell'84, che sale ovviamente a pressare per evitare di far mettere il portiere di movimento in maniera semplice alla CDM, che però in qualche modo riesce ad eludere la prima
pressione di Tuli che poi si rimette basso in angolo. Ortisi, la palla che arriva lì e c'è il gol del 4-2 della CDM con Baklanov. 2:05 al termine della partita, il gol del 4-2 mosso molto bene il portiere in movimento dalla CDM, Babris, Ortisi di prima, Baklanov e poi sì, l'autogol forse di Yosiko. Magari sfruttiamo il timeout chiamato da Diego Rios per rivedere il gol di Baklanov che accorcia le distanze. Si è fatta trovare un po' scoperta qui la fase difensiva dell'84, mossa però anche bene il pallone dalla CDM con i tempi giusti. Buona la giocata di prima di Ortisi a trovare l'inserimento di Baklanov. Paternità del gol è sua. In ottica salvezza per ora importante il 3-0 con cui la Fortitudo Pomezia sta vincendo per sulla Sandro Abate al Palalavinium. Ripartito il match, palla maggiore di Laney. De Oliveira ci mette fisico, ci mette tecnica, ma non ha timore reverenziale ai suoi danni. Murillo, poi sanzionata la spinta dell'ex capitano dell'Acqua e Sapone. Politano controlla il pallone, riparte la CDM con la giocata verso Babris cercato da Baklanov. Di nuovo portiere in movimento per la CDM che vuole rimanere aggrappata alla partita dopo il gol di Baklanov. Butabusi, Guga, il tempo stringe. Ortisi cerca un tacco un po' rischioso, trova però il muro di Tuli. Babris provato a tornare dal suo capitano. Guga, Ortisi, Guga, Butabusi, si torna da Guga. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. Butabusi, Guga, libera lui il destro con deviazione, dentro anche Raguso per difendere ulteriormente il portiere. Guga, Butabusi, occhio che la porta è vuota, ha provato la scippata Yosiko, non ci è riuscito per poco il capitano della L84. 53 secondi alla fine. Victor Lopez, ultimi 50 secondi, alza il pallone con il tentativo acrobatico da parte di Maxi Rescia, che ha provato una calderollata da quella posizione. Ortisi a affidare il pallone a Guga che risale la corrente. Butabusi, Ortisi, pallone che finisce fuori con Babris che era mal posizionato. Hosiko, uno degli ultimi possessi per la CDM, 26 secondi. Babris, Ortisi, Migno sulla porta, calcia forte lui, si va a accontentare della rimessa laterale. Guga,
Butabusi da Guga. Babris cerca un esterno surreale per quella che è la situazione. Guga ancora per Babris. Baklanov appoggiato all'indietro a Butabusi. Vuole prendersi l'ultimo tiro la CDM. 4 secondi al suono della sirena. L'84 che dunque torna alla vittoria in campionato. Suona adesso la sirena. A posto così al pala maggiore di Leni. La L84 batte per 4-2 la CDM grazie a una seconda parte di partita molto più incisiva rispetto alla prima. Festeggia giustamente la squadra di Diego Rios, che era passata in vantaggio nel primo tempo grazie all'autogol di Politano su angolo battuto da Tuli. Il pareggio di Butabusi, poi di Oliveira a sfruttare un pasticciaccio tra Baklanov e Politano per il gol del 2-1. Schiocchet per il 3-1 su azione di rimessa laterale. Fortini in scivolata, il gol del 4-1, anche qui altro patatrack causato da Politano. Infine il gol con il portiere di movimento da parte di Baklanov. La L84 con questa vittoria sale a quota 43 punti in 20 partite, consolida il secondo posto e settimana prossima, anzi venerdì, andrà in casa della Roma a cercare altri 3 punti importanti per il suo cammino, mentre la CDM incomincia a vedersi aprire le porte della Serie A2 Elite, rimanendo ferma in classifica a quota 7 punti. Con domani saranno oltre 2 mesi che la formazione di Hugo De Jesus non incanala un punto in classifica. Dal pala maggiore di Leni è tutto, grazie per essere stati con noi in nostra compagnia qui sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. La linea che può tornare alla regia. Ciao!